Ok, buonasera a tutti, buonasera a voi che siete qua fisicamente, buonasera alle persone là dietro, buonasera a tu che ci stai seguendo da casa. È sempre un ottimo sabato, il sabato nel quale ci possiamo riunire, celebrare insieme, cantare il nostro Signore, imparare di più sulla parola di Dio. Alle persone che sono qua davanti, innanzitutto, grazie, complimenti per esservi sedute sulle sedie rosse. Chiedo però gentilmente di venire qualche fila in più avanti, che tanto non c'è bisogno di stare così lontani. No, certo, potete, tanto adesso noi ci alziamo per il nostro momento di lode e di adorazione. Prego, se volete venire davanti, perché so che nel vostro cuore c'è un forte desiderio di stare insieme, di vedere i fratelli che non vedete già da una settimana o ancora più tempo. Grazie, sì, prego, potete riempire le file davanti, c'è posto, nessuno della lode morde, credo, spero, ok. Perciò vi prego, per carità, soprattutto le persone sedute più all'estremità, se possono alzarsi per poter liberare la strada ai fratelli, per favore, per riempire qualche fila davanti. Ecco, molte grazie. Ringrazio sempre. E sempre una gioia essere qui insieme ai nostri fratelli. E in particolare vi volevo portare qualche versetto del Salmo 12, salmi, raccolta di cantici, raccolta di preghiere fatte da Davide, e in particolare nel Salmo 12, nel quale c'è questo versetto molto particolare in cui sta scritto: colui che è puro e agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo, agli occhi suoi è spregevole e malvagio, ma gli onori quella che temono il Signore. O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà nel tuo santo monte? Molto bello. Verità, purezza, giustizia, tutti concetti molto importanti per il Signore e per, poi lo vedremo, per le persone che adorano il Signore. La coerenza, la sincerità, il esprimere quello che si ha nel cuore senza veli, senza menzogne, senza nascondere. È con questi versetti che vorrei aprire e vi invito ad alzarvi in piedi. È stata una settimana lunga, magari molti di voi hanno un po' di freddo, le temperature cominciano ad abbassarsi. Io personalmente mi piace molto, e vi chiedo di guardarvi a destra e a sinistra il vostro vicino, salutarlo, prendere questo momento per stare insieme, sempre con allegria e con gioia, come ci dice il Signore. Perciò vi prego, cantiamo insieme con gioia il nostro Signore. Lui ci risponderà, se cerchiamo Lui si farà trovare, se noi alziamo Lui ci innalzerà, tutti insieme noi diamo lode a Re. Cantiamo con gioia nostro Dio. Nostro
è sorprendente come questa gioia sale dentro me. Il tuo amore agisce come un mistero che mi porta in alto e libero mi fa. Alleluia, 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 tanto è bel tuo amore. Alleluia, 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 tanto è bel tuo amore. Il tuo amore cresce ed è sorprendente come questa gioia sale dentro me. Il tuo amore agisce come un mistero che mi porta in alto e libero mi fa. Alleluia, 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 tanto è bel tuo amore. Alleluia, 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 tanto è bel tuo amore. Alleluia, 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 tanto è bel tuo amore. Alleluia, 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 tanto è bel tuo amore. Alleluia, 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 tanto è bel tuo amore. Amen. Abbiamo appena cantato che il suo amore cresce ed è sorprendente e agisce come un mistero. Nella nostra vita noi ci ritroviamo in tante situazioni nella quale non sappiamo a chi rivolgerci. Situazioni difficili, lavoro, scuola, emotive. Come questo canto dice, nonostante il sole tramonta e la notte viene, Lui ci guiderà. Io guarderò in alto la vetta di una montagna ed Egli sarà là. Perché Lui è la nostra salvezza, la nostra fortezza, il nostro rifugio. Cantiamo al Signore. Se il sole tramonta e nella notte tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei mio rifugio. Se nel mar io affondo, la tua mano su mi porta per respirare, mi fa camminare sopra le acque. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore.
sguardo mi disaggia, ma così savio, insegna in amor, lui è mansueto, prende cura dei nostri cuori. Chi è quello che viene e mi abbraccia? Chi è quello che sguardo mi disaggia, è così savio, insegna in amor, lui è mansueto, prende cura dei nostri cuori. È entrato in casa, lui è seduto in mesa, lui ci sta osservando e sa che lo aspettiamo.
ringraziamo per questo momento, Padre. Grazie perché possiamo essere in una famiglia, Padre, dove possiamo lodarti, Signore, dove possiamo sentirci abbracciati dai nostri fratelli e dalla tua presenza, Signore. Grazie per la tua presenza, Signore. Grazie, Signore, perché tu ti prendi cura di ogni singola cosa nella nostra vita quando non ce lo meritiamo, Padre. Ti chiedo, Signore, di aiutarci a capire quali sono i nostri difetti, Signore, quelle cose che ci allontanano da te, Padre, affinché possiamo riconciliarci con te, Padre. Grazie per questo momento, Signore, per questa lode, Padre. Il posto a te d'onore, Signore. Solo tu sei degno di questo posto, Padre. Che tu sia innalzato, Signore, tramite le nostre vite, le nostre voci, Signore, e qualsiasi cosa facciamo, Padre. Grazie per questo momento, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, possiamo mettere le slide. Ok, tutti noi esseri umani siamo stati creati con un unico scopo, che è quello di sviluppare delle relazioni. Ok? Dio ci ha creato per sviluppare una relazione prima di tutto con Lui e dopo con altri esseri umani. Ma ovviamente, come noi ben sappiamo dal racconto biblico, l'essere umano in Genesi capitolo 3 è caduto nella trappola del diavolo, nel peccato. E tutte le relazioni umane e soprattutto con Dio si sono spezzate. Ok? Oggi noi viviamo nell'epoca della umanità decaduta, però c'è un fatto nuovo nella storia. Circa 2000 anni fa Cristo è morto perché tutte queste relazioni potessero essere ricostruite. Ok? Ed è interessante il messaggio della croce. Non so se ti sei mai soffermato a guardare come è fatta la croce. No? È una linea continua verticale e una linea continua orizzontale. La linea continua verticale rappresenta il rapporto, la relazione che Dio vuole avere con l'uomo. E la linea orizzontale continua è la linea di comunicazione che dovrebbe esistere tra due esseri umani. No? Una volta al mese noi stiamo parlando di come scegliere il proprio partner per la vita, che è un argomento, io penso che dobbiamo sviscerare molto bene. Okay? E noi dobbiamo essere esigenti. Dobbiamo essere esigenti con il nostro futuro partner, perché quel partner sarà per tutta la vita e quel partner deve avere delle caratteristiche ben precise. Noi abbiamo già fatto 3 incontri su questo tema, ce ne sarà un altro, che sarà l'ultimo, e poi vedremo quali sono le caratteristiche che io devo avere per incontrare la giusta persona. Okay? E vorrei fare un piccolo riassunto di quello che noi dobbiamo pretendere, e uso questa parola con conoscenza di causa, pretendere dalla persona a fianco a noi. No? Nelle puntate precedenti abbiamo detto che dobbiamo cercare un partner che sia disposto o disposta a cambiare per Dio. Quando una persona conosce Dio, deve obbligatoriamente prendere delle decisioni per modificare il proprio modo di essere, immagine e somiglianza di Dio. Deve essere una persona responsabile dei propri errori e del proprio carico di responsabilità, ovviamente. È una persona che deve sviluppare relazioni sane, ossia scegliere delle buone compagnie. È una persona che ha obiettivi secondo la volontà di Dio, che non riguardano solo l'oggi ma anche il domani, che è anche il prossimo punto, che dice che vuole vivere costruendo un futuro solido e non vivere a tutti i costi il presente.
E ultima caratteristica che abbiamo visto fino ad oggi è che non ha carenze affettive. Scegliamo una persona che non ha dei vuoti emozionali dentro perché non diventi un vampiro emozionale. Abbiamo detto l'ultima volta che cos'è un vampiro emozionale, una persona che succhia le tue energie vitali spremendoti come un limone, no? E oggi noi dobbiamo vedere altre 3 caratteristiche che devono far parte della persona che ci accompagnerà nel cammino della nostra vita. Se tu vuoi investire bene la tua vita, devi essere molto esigente, ok? E la prima caratteristica interessante è che Samuel, quando ha aperto il culto, non ci eravamo messi d'accordo, ha scelto lo stesso testo che io ho messo qua nella mia meditazione, che è questo. In Salmo numero 15, da 1 a 4 dice: «O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Se anche questa persona ha giurato a suo danno, non cambia». Qua ci ho messo tutto. Ok, leggiamolo tutto. Dice: «O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà il tuo santo monte? Colui che pure agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Agli occhi suoi è spregevole il malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore. Se anche ha giurato a suo danno, non cambia». Pretendi dalla persona che ti accompagnerà per tutta la vita che sia una persona coerente, oppure anche chiamata nella parola di Dio fedele. Fedele. Che cos'è una persona fedele? Allora, quando andavo a scuola io, al tempo dei T-Rex, c'era un compagno di classe mio che si chiamava Carlo, no? Carlo era un disastro in matematica, era così in italiano, non parlava per niente lingue straniere, era proprio una mezza cartuccia, come si dice in genere, no? Ma la cosa interessante è che quando è arrivato il professore di musica una volta, non so se ancora si usa nella scuola moderna, si suonava il flauto dolce. Ancora si usa? Sì, ok. E quando Carlo, che era un disastro in tutte le materie, ha preso in mano il flauto, ha lasciato a bocca aperta tutti. Perché? Perché lui era un musicista nato. Quando prendeva in mano il flauto e il professore gli diceva suona questa melodia, lui la faceva in modo perfetto e tutti rimanevano a bocca aperta, stupiti di cosa Carlo riusciva a fare. La storia di Carlo è molto interessante, è uscito a malapena dalla scuola, ma quando lui è uscito dalle scuole dell'obbligo ha cominciato a studiare musica, è diventato un maestro di musica ed è diventato una persona molto apprezzata nell'ambito musicale. Quindi, cosa vuol dire questo? Significa questo aneddoto? Interessante che la parola fedeltà significa proprio riprodurre il suono dell'origine, ossia se il maestro di musica pensa a una melodia ed è interessante che chi suona quella melodia deve riprodurla esattamente come l'ha pensata il maestro. Gesù è chiamato il testimone fedele. Perché? Perché lui, tu lo guardavi e capivi esattamente che lui era una persona che riproduceva l'immagine di Dio nella sua vita terrena. Allora, che cosa significa essere fedeli? Essere fedeli significa riprodurre esattamente l'immagine di Cristo sulla terra, riprodurre l'immagine di Dio qua nel rapporto che tu hai con le persone. Ossia, noi possiamo dire di essere cristiani, possiamo avere un'idea di che cosa significa essere cristiani, ma quando noi ci comportiamo da cristiani tutto cambia, perché le persone vedono esattamente che noi siamo dei cristiani, ma non attraverso quello che noi diciamo, ma attraverso quello che noi facciamo e quello che noi siamo. È questo che è importante più di tutto. Allora scegli una persona che mostra veramente di essere cristiano, che veramente riproduce il carattere di Cristo.
che tu vedi chiaramente che lui sta agendo in base alla volontà di Dio. Ci sono molto interessante un'esperienza che ho fatto io quando ero ragazzino. Io ero abbastanza birichino con le ragazze, ok? Mi piaceva anche averne 2 per volta. Che confessione che vi sto facendo, eh? Allora, carissimi, nel momento in cui io mi sono innamorato di queste 2 persone praticamente in modo contemporaneo, una di queste 2 oggi, grazie a Dio, ancora oggi è mia moglie. Dopo 29 anni io l'ho sposata e risposerei ancora lei. Ma sta attento, nel momento in cui lei ha cominciato a entrare nella mia vita, un'altra ragazza stava entrando nella mia vita. Non era altrettanto carina, ma mostrava un modo di essere cristiana che mi sembrava molto interessante. Ho detto, caspita, questa qua sta leggendo la Bibbia, tutta la Bibbia l'ha letta in una settimana. Questa qua diventerà una pastora. Quindi questa è la donna che fa per me. Ma la cosa interessante è che mentre il tempo passava, questa ragazza ha cominciato a svelare il suo vero volto, ossia lei voleva semplicemente accontentarmi, voleva semplicemente conquistarmi perché? Perché voleva una cosa per il suo piacere unicamente e basta. Ma quando io ho cominciato a fare la differenza tra una ragazza e l'altra, ho cominciato a capire che mia moglie aveva una faccia completamente diversa, ossia quello che lei diceva, quello che lei esprimeva, quello che lei era esattamente quello che io desideravo da una persona cristiana, e lei riproduceva veramente il carattere di Cristo. Ho detto, Signore, io non sarò ingannato da questa. E mi ricordo quando ho dovuto dare questa brutta notizia a questa persona, che poi non è, grazie a Dio, diventata mia moglie. Sai, lei abitava a 30 km di distanza da dove abitavo io, e con la macchina sono partito per andare a dare la cattiva notizia, no? E mentre io andavo in macchina mi venivano quasi le allucinazioni. Il diavolo ha cominciato a parlare nella mia testa: no, tu sei un incoerente, tu sei una persona poco affidabile, tu sei una persona che farà male a questa ragazza, tu sei una persona spregevole. Ma io sentivo dentro di me, quando pensavo di non scegliere quella persona, sentivo una grande pace. Perché? Perché il Signore mi diceva: quella è una cristiana finta, quella è una cristiana vera. Quella è la vera faccia di chi tu sposerai. E carissimi, forse è stato un trauma per quella ragazza, ma io oggi mi immagino cosa sarebbe successo se quella persona sarebbe stata parte della mia vita. Non avrei scelto una persona fedele, e io ringrazio Dio che il Signore ha avuto la meglio sul mio spirito, mi ha consigliato in modo corretto. Ma voglio dirti questo: a volte entrano delle persone nella tua vita, ok? Entrano delle persone che fanno la bella faccia, che si propongono, che presentano bene il prodotto, che pensano di conquistarti con un sorriso, con una battuta, con un discorso costruito correttamente. Stai attento, perché la persona per te deve essere una persona fedele, che riproduce esattamente il volto di Cristo nella tua vita. Il tuo fidanzato o la fidanzata, tu lo sogni come una persona vera, sincera, o una persona che ti accontenta? Perché una persona che ti accontenta oggi è una persona che forse ti tradirà domani, ma una persona che ti dice la verità così com'è, fedele com'è al Signore, sarà la persona che tu potrai camminare per tutta la vita e continuerà ad amarti. Perché? Perché riproduce esattamente il carattere di Cristo, perché è una persona fedele. Scegli una persona fedele, scegli una persona che è veramente cristiana, chiedi a Dio saggezza per scegliere quella persona. Non fermarti alla prima occasione, non fermarti a chi ti fa un sorriso o chi ti accontenta solo perché vuole qualcosa da te. Scegli la persona che forse ti ferirà, perché la parola di Dio dice: chi ama ferisce. Ascolta bene quello che ti dico. Chi ama ferisce, chi odia dà abbondanza di baci. È così che dice il libro di
Proverbi. Seconda caratteristica che voglio proporti per il tuo futuro partner. Siamo fermi ancora alla slide di inizio? Signore. Ok. Letizia, per favore, possiamo andare avanti? Possiamo andare avanti questo. Ok. Scegli una persona gioiosa. Ok? Una persona gioiosa. Allora, sta attento. Adesso ti dico subito cosa non è gioia. Ok? Non è gioia il sorriso di Ronaldinho Gaúcho. Ok? Tu sai com'è Ronaldinho Gaúcho, no? Sembra che abbia il sorriso che ha applicato lì con la colla. Questo non è gioia. Sicuramente gioia non è fare le battute per sdrammatizzare le situazioni. Allora sta attento. La gioia è la consapevolezza, ascoltami bene perché sono importanti lezioni per la tua vita, ok? Non distratti. La gioia è la consapevolezza delle benedizioni di Dio. Allora sta attento. All'inizio, quando tu sei fidanzato, quando tu cammini con un ragazzo o con una ragazza, è tutto bello. Okay? Tu puoi essere nel posto più brutto del mondo, ma siccome c'è la persona amata vicino a te, sembrerà tutto bello. Ma quando tu comincerai a camminare da solo con quel ragazzo o con quella ragazza, comincerai ad avere qualche problema finanziario, qualche problema di comunicazione, qualche problema fisico, qualche problema, ok? Allora ci vuole una persona vicino a te gioiosa. Cosa significa una persona gioiosa? Allora sta attento, ti faccio la differenza. Ci sono persone che cercano la soluzione per ogni problema, ma ci sono persone che trovano il problema per ogni soluzione. E ci sono quelle persone che quando arrivano i problemi non sanno più che cosa fare, non sanno più che cosa dire. Perché? Perché non hanno un rapporto profondo con Dio, perché non sono aggrappate al loro maestro, perché non camminano giornalmente col Signore. E quelle persone sono persone che non possono camminare vicino a te perché non hanno imparato a camminare con Dio. E quando io invece cammino con Dio, sono radicato nelle promesse di Dio, arriva la crisi, arriva il problema, arriva la malattia, arriva la difficoltà, ma quella persona sarà a fianco a te e ti dirà: non preoccuparti perché la promessa di Dio per noi è questa. La parola di Dio dice così: sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Ci sono momenti in un rapporto di coppia, specialmente matrimoniale, che sembra che tutto funzioni al contrario di come tu vorresti. Sai chi è che tiene insieme il matrimonio quando tutto va in crisi? È Cristo. È Cristo. E se tu sei vicino a Cristo, tu percepisci la gioia di Cristo. C'è stato un momento in cui Gesù era durante l'ultima cena. Allora sta attento. L'ultima cena erano le ultime ore di vita di Gesù. E Gesù ha fatto una cosa che io dico: Signore, tu sapevi che dovevi andare in croce, tu sapevi che dovevi soffrire, tu sapevi che passavi tutto quello che dovevi passare. E sapete che cosa Gesù ha fatto? È uscito dalla cena quando lui, vi ricordate che ha lavato i piedi ai suoi discepoli? La prima cosa che lui ha fatto, ha scelto di servire. La seconda cosa che ha fatto, uscito da quella stanza, dice la parola di Dio nel Vangelo di Giovanni che lui è andato a cantare un inno. A cantare un inno. Quando arrivano i problemi, io e te abbiamo bisogno a fianco a noi di una persona gioiosa che ci insegna a ringraziare Dio e a cantare un inno anche quando ci sono i problemi più complicati. Ti ricordi che cosa faceva Paolo apostolo quando era nella prigione là di Filippi, nella parte più buia della prigione, a mezzanotte? Dice la parola di Dio che loro cantavano, lui e Sila cantavano inni. E la parola di Dio ci racconta che nel momento in cui loro cominciavano a cantare, la prigione si è scossa nelle fondamenta, le porte si sono spalancate, è come se Dio stesse dicendo: io sono nel controllo della situazione, i problemi si risolvono perché io sono presente insieme a voi. E la gioia, cari miei, attiva la potenza di Dio nella nostra vita.
Pastore, come posso essere gioioso in mezzo ai problemi? Esattamente questo. Non è avere un sorriso stampato, è avere la sicurezza che Dio arriverà col suo provvedimento nel momento giusto, nel tempo giusto e nella maniera giusta. E tu devi avere a fianco a te una persona così. Una persona che nonostante tutto è capace di sorridere, di incoraggiarti e di dirti ce la facciamo perché Dio è a fianco a noi. Sii tu quella persona. Sii tu quella persona. Scegli una persona gioiosa a fianco a te, una persona che sappia che cosa significa problemi, ma che sappia come uscire da quei problemi attraverso le promesse di Dio. Prima Tessalonicesi 5,16 dice: siate sempre gioiosi, siate sempre sicuri che Dio alle promesse mantiene il suo sì. La parola di Dio in Proverbi dice: un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto fiacca le ossa. Sei mai stato a fianco a una persona depressa? Sei mai stato a fianco a una persona scoraggiata? Lo scoraggiamento è la cosa più difficile da guarire nella testa di una persona. Ah, pastore, non ce la faccio. Mi piace una espressione in inglese, no? Che è stata anche un inno, diciamo così, uno slogan che uno dei ex presidenti degli Stati Uniti ha usato, no? E lui diceva sempre: yes we can, yes we can, yes we can. Dobbiamo fare la guerra, yes we can. Risolleveremo l'economia, yes we can. Metteremo a posto il nostro paese, yes we can. Ma se tu aggiungi una T alla fine di yes we can, dice yes we can't. Noi non possiamo. Sai dove cominciano le battaglie? Tutte qua. Quando tu dici ce la possiamo fare, tu ce la puoi fare. Quando dici non ce la farò mai, tu perderai sicuramente, perché tutto comincia da un pensiero. Tutto comincia da qua. E se tu pensi che Dio ti ha dato una promessa, prosegui per quella promessa, cammina per quella promessa, insisti e lotta per quella promessa. Non mollare, perché il Signore ti benedice. E tu hai bisogno a fianco a te di una persona che ti dice ce la possiamo fare. Yes, we can. Ce la possiamo fare. In mezzo alle difficoltà, scegli una persona positiva, gioiosa, che sa che cosa Dio promette nella sua parola. Mi piacciono quelle persone. Ogni tanto viene nel mio ufficio: pastore, c'è scritto così nella parola di Dio. Io faccio sì. Una persona che legge la Bibbia. Sì, una persona che ha capito che cosa Dio promette. Ed è una grande gioia per me quando qualcuno mi viene a istruire nella parola di Dio. Perché tu sai che anche i pastori sono discepolati dalle pecore. Quando le pecore danno una testimonianza, i pastori vengono edificati da quella testimonianza. Persone gioiose, fai parte di persone gioiose nella tua vita. Aggrappati a persone gioiose nella tua vita, che sappiano che cosa Dio promette e che sanno che Dio manterrà le sue promesse. L'ultima cosa che voglio dirti è questa. Tu hai bisogno a fianco a te di una persona equilibrata. Possiamo passare alla slide? La parola di Dio dice così, 2 testi. Il primo si trova in 1 Pietro 4,17, dice: la fine di tutte le cose è 4,7. La fine di tutte le cose è vicina, siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Secondo testo, sempre nella lettera di Pietro, dice: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Allora, persone sobrie, persone equilibrate, persone che non esagerano in tutte le aree della vita. Quando io mangio troppo, c'è una cosa fantastica
che va dai 14 anni ai 25, 26, 27 fino ai 30, io posso mangiare come una idrovora e non ingrasso di 1 grammo, ok? Non ingrasso di 1 grammo. Ma dai 30 in su, quando il metabolismo comincia a virare, se tu mangi 2 pizze, il giorno dopo tu vedi la bilancia, ti disperi. Esatto. Una persona che esagera col cibo è in modalità Venom. Venom ha sempre fame. Non sposare, non accompagnarti con una persona che esagera col cibo, perché c'è uno squilibrio nella sua vita. Non sposare o non accompagnarti con una persona che esagera col cellulare. State attenti a persone che... Io dico sempre che... No, questa è una cosa che vi devo dire. Gente... Ok. Io dico sempre che questa generazione c'è un grosso pericolo. Quando un giorno vi seppelliranno, la vostra bara non sarà così, ma sarà così, così, perché morirete così. Avete capito? Sapete che c'è una statistica, ascoltatemi bene, c'è una statistica che dice che mediamente un adolescente barra giovane che va dai 13, 14 fino ai 25 usa il cellulare, mi sono spaventato, ok? Mediamente dalle 6 alle 8 ore al giorno. Gesù ha detto una cosa sul tempo che mi ha sconvolto, ed è questa. Quando lui era nel giardino del Getsemani, insieme ai suoi più intimi amici che erano Pietro, Giacomo e Giovanni, Gesù ha detto: pregate insieme a me, perché io devo affrontare un ostacolo enorme. Devo andare in croce, devo pagare per i vostri peccati. E questi uomini benedetti si sono addormentati. E Gesù, quando ritorna dalla sua preghiera, quando lui consegna la sua vita al Padre, dice: non siete stati capaci di pregare con me neanche una ora. Come usi il tempo? Come usa il tempo la persona che cammina a fianco a te o che camminerà a fianco a te? Non permettere che questa persona sia in modalità ameba. È arrivato un problema. Vado a vedere sul cellulare cosa fare. Misericordia divina, gente. Scegliamo persone che abbiano timore di Dio, equilibrate in tutte le aree della nostra vita, che non mangino troppo, che non cerchino troppo il cellulare, che non giochino troppo ai giochi elettronici. Gente, noi scherziamo qua stasera, cerchiamo di mettere la cosa in un modo un po' allegro, ma la cosa è seria, la cosa è serissima. Se la persona a fianco a te ha degli squilibri, questi squilibri si rifletteranno nella tua famiglia futura e questa tua famiglia futura avrà le fondamenta fragili. Ti ricordi la parabola di Gesù della casa costruita sulla roccia e della casa costruita sulla sabbia? La casa costruita sulla roccia, arrivano le tempeste, i mari strabordano, arrivano le onde e la casa resiste perché è fondata sulla roccia e la roccia è Cristo. Ma se arriva la tempesta e la tua casa è costruita sulla sabbia, è costruita sul tuo tempo col cellulare, sul cibo e su tanti altri squilibri della tua vita, arrivano i problemi e la tua casa crolla. Perché? Perché non è una persona equilibrata. Scegli una persona sobria,
Scegli una persona equilibrata che teme il Signore, che dedichi il suo tempo alla preghiera, alla lettura della parola di Dio e a camminare insieme a Cristo ogni giorno. Costruisci la tua casa oggi, costruisci la tua casa con saggezza, stando vicino a Dio, non stando su un cellulare. Puoi usare il cellulare per leggere la parola di Dio, questo è indubbio, ma attento ai pericoli. Scegli una persona equilibrata, perché la parola di Dio dice in questi ultimi versetti che siamo alla fine dei tempi. Siamo alla fine dei tempi, dedichiamoci alla preghiera, dedichiamoci alla lettura della parola di Dio, perché noi dobbiamo essere cristiani. Sapete che cosa significa la parola cristiani? Vuol dire piccoli Cristi, rappresentanti di Dio sulla terra. Paolo Apostolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, dice che noi siamo ambasciatori di Cristo. Un ambasciatore è un privilegio che Cristo ci abbia considerato dei rappresentanti ufficiali, ambasciatori di Suoi qua sulla terra. Ma noi dobbiamo costruire questa nostra immagine di Cristo con persone che camminano a fianco a noi con delle qualità. Allora, più andremo avanti in questo studio, più noi dobbiamo essere selettivi. Ma ricordati bene una cosa, che io capisco dalla parola di Dio. Dio vuole il meglio per noi, ok? Non fermarti alla prima sorgente. Può essere anche una sorgente che ti sembra limpida, ma forse anche avvelenata. Fermati quando Dio ti chiederà di fermarti e scegli la persona a fianco a te con saggezza, con amore, con grazia, con queste caratteristiche di cui abbiamo parlato oggi e nelle serate precedenti. La prossima volta, il prossimo mese, a dicembre, parleremo delle ultime 3 caratteristiche che teoricamente dovrebbe avere la persona che cammina a fianco a noi. Che il Signore ci benedica e che ci aiuti a scegliere secondo la volontà di Dio, con gli occhi di Dio, con il cuore di Dio e non con i nostri occhi e con la nostra testa. Ok? Vogliamo pregare insieme? Ti invito già ad alzarti e invito anche il gruppo di lode intanto. E ti chiedo di chiudere i tuoi occhi in questo momento. E di parlare con Dio. Tu vuoi il meglio per la tua vita? Il Signore vuole, ma anche tu lo devi volere. Cristo fa la sua parte, ma tu devi fare la tua parte. Scegli una persona veramente dedicata al Signore, veramente dedicata alle cose di Dio. E tutta la tua vita sarà completamente diversa. La famiglia è una cosa seria. La famiglia è una cosa che può essere o un piccolo paradiso sulla terra o un inferno. Ma il Signore ci dà dei parametri e basta che noi obbediamo e tutto sarà diverso. È la differenza tra la gioia e un mal di testa continuo. E io penso che il Signore voglia per te una grande gioia nel cuore, una pace stabile, perché la tua vita sia veramente centrata in Cristo. Nostro Dio, in questo momento io ti chiedo che per i nostri ragazzi, per tutti loro, ci possa essere chiarezza nella loro mente, nel loro cuore, Signore,
per affrontare una vita insieme a una persona che sia vicina a te, consacrata a te. Oggi trovare qualcuno con il nome di cristiano è semplicissimo, ma io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che loro possano cercare e trovare una persona consacrata che cammini vicino a te. E io so, Signore, che tu hai già questa persona per loro. Signore, dai loro pazienza, perché un giorno arriverà che non si fermino alla prima fonte, Signore, ma che si fermano alla fonte che tu hai scelto per ciascuno di loro. Scegli il compagno e la compagna giusta e accompagnali fino lì, Signore, ma dagli tanta forza e tanto coraggio, perché il mondo ci trascina lontano dalla tua volontà. Ma scegli dei discepoli qua, Signore, che possano stare con te almeno un'ora al giorno, per sapere che cosa tu hai in serbo per loro. Benedicili, Signore, e fa che tutte le barriere che ci sono nel cuore dei nostri ragazzi possano cadere nel nome di Cristo Gesù. Vinci insieme a loro e per loro, Padre, e che tutto sia fatto per la tua gloria e per il tuo onore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Le tramontai e nella notte tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei il rifugio. Se nel mare io affondo, la tua mano su mi riporta per respirare, mi fa camminare sopra le acque. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, il mio Salvatore. Se il sole tramonta e viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei mio rifugio. Se nel mare io affondo, la tua mano su mi riporta per respirare, mi fa camminare sopra le acque.
Padre, grazie per questo momento, Signore, dove possiamo lodarti, Padre. Grazie perché possiamo essere tuoi fratelli, Signore, in mezzo alla tua presenza, Padre. Ti ringrazio per quelle persone che hanno potuto dare un aiuto economico alla Chiesa, Signore, e anche quelle persone che hanno dato il loro cuore a te, Padre. Questa è la cosa più importante che c'è, Signore. Grazie, Signore, per aiutarci nelle nostre difficoltà giorno dopo giorno, Signore. Benedici la vita di ognuno di noi, Padre, in questa stanza, Padre. Grazie per ogni volta che ti sei preso cura di noi, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedere. Provo. Vi rubo ancora qualche secondo per gli annunci. Letizia, per favore. Campeggio, Winter Camp, dal 26 al 30 dicembre. Ricordiamo che le iscrizioni dureranno ancora poco. Per qualsiasi informazione potete chiedere a Gabriel. Un applauso a Gabriel. I prezzi sono 130 per il primo familiare, 110 per il secondo e via dicendo se hai più familiari. Prossimo. Incontri di preghiera alla fine di ogni mese, ogni giovedì a fine mese. Abbiamo questo incontro di preghiera e pregheremo per questioni specifiche, soprattutto su questioni di attualità, problemi attuali, quindi è un progetto ideato da noi giovani, però è aperto a tutti, sia adolescenti, preadolescenti, ma anche agli adulti, quindi siete caldamente invitati a partecipare a questi incontri di preghiera. Per qualsiasi informazione potete contattare Maggie. Prossimo. Ok, incontro delle donne il 25 novembre alle ore 15. Per donne sta inteso per tutte le donne, quindi anche ragazze giovani, ragazze preadolescenti, ragazze adolescenti. Siamo tutte invitate a questo evento importante, incontro per affrontare l'ansia, ok? Bene, penso non ci sia più niente. Bene, ci divideremo adesso nei piccoli gruppi, quindi ci vediamo dopo. Buona serata.